Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, tutte le volte che il Napoli deve fare una partita determinante che può veramente dare una svolta alla sua stagione, la manca. E infatti anche la partita con il Torino fallisce l'obiettivo di un terzo posto sicuro. Anzi, il Napoli ha rischiato veramente grosso con il Torino, ha rischiato di perderla addirittura questa gara che grazie a un gran gol al 91esimo del capitano Lorenzo Insigne non si è tramutata in una sonora e amara sconfitta. Quindi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il Napoli pareggia con il Torino per 1-1. Assolutamente insopportabile la non continuità del Napoli. Assolutamente insopportabile come il buon Gennaro Gattuso mette questa squadra in campo con tanti calciatori fuori ruolo che cambiano di volta in volta il proprio ruolo e quindi in campo si vede disordine e disorganizzazione proprio per questo, perché Gattuso cambia di volta in volta il ruolo ai suoi calciatori e specialmente anche ai calciatori determinanti come per esempio Zielinski. Cosa dire? Una squadra che veramente ti fa arrabbiare. Oggi per pochissimo, abbiamo evitato la terza sconfitta consecutiva. Eppure appena ieri è arrivata una notizia fantastica da parte del CONI, che ha annullato la sconfitta a tavolino e ha deciso che la partita Juventus-Napoli va giocata. Quindi tolto anche un punto di penalizzazione che era stato inflitto al Napoli, il Napoli saliva in classifica a quota 24 e si metteva a pari merito con la Juventus. Vista e considerato la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, con una vittoria il Napoli oggi poteva piazzarsi al terzo posto. Questo era un obiettivo importante per l'obiettivo della Champions League e purtroppo anche questa volta il Napoli ha fallito la partita importante. Una partita alla quale davano un risultato scontato a favore del Napoli la stramaggioranza dei media e anche dei tifosi del Napoli, perché certamente il Torino non naviga in buone acque di classifica. Invece il Napoli che è sceso in campo nel primo e nella buona metà del secondo tempo era una squadra la solita, con tanti passaggi indietro al portiere, si ricomincia da capo, insomma senza gioco, assolutamente una squadra disordinata. Appena gli avversari si avvicinano all'area di rigore del Napoli si sente subito il pericolo per la nostra difesa, sempre, chiunque sia l'avversario. È vero, mancava Koulibaly in difesa, mancava e manca da troppo tempo Osimhen, quel centravanti che in queste gare sarebbe stato veramente determinante. È vero che manca anche Dries Mertens e questi non sono giocatori semplicissimi, ma giocatori troppo importanti. Oggi era al 60% anche il messicano Lozano, che Gattuso non ha potuto fare a meno negli ultimi minuti di schierarlo in campo, rischiando gravemente perché Lozano non sta tanto bene. Gattuso lo ha schierato proprio perché non c'era e non si vedeva una svolta nell'attacco del Napoli. Infatti, entrato in campo Lozano, si è incominciato a vedere qualche cosa
Il Napoli si è quasi svegliato da una dormita generale negli ultimi minuti della gara, quando oramai era troppo tardi. Ma quando sembrava che la partita doveva terminare per come si erano messe le cose in campo, e cioè con una sconfitta, è arrivato il colpo magico del fuoriclasse. Il capitano Lorenzo Insigne di piatto destro l'ha messo nell'angolo della porta piemontese e come per magia, quando mancavano 5 minuti al termine della gara, perché l'arbitro aveva dato 6 minuti di recupero, riusciamo a pareggiare questa partita che doveva essere assolutamente una vittoria. Perché se non si vince con il Torino, perché se non si vince dopo tutte le cose belle che sono accadute questa settimana, e cioè la partita che si gioca con la Juve, il punto di penalizzazione riavuto, insomma, quando sarà il momento di ritornare a vincere, quello che mi fa rabbia e sicuramente fa arrabbiare anche voi è che se il Napoli avesse giocato come gli ultimi 7-8 minuti, compreso il recupero, certamente in questa gara ci sarebbe stata una goleada degli azzurri. E allora che alibi vogliamo dare a questa squadra? Che ha sottovalutato l'avversario? È impensabile, non si può pensare a questo, perché appunto dopo la bella occasione che il CONI ha ridato al Napoli questa settimana, era obbligo vincerla questa gara e il Napoli aveva tutte le chance per poterla vincere, ma la squadra è scesa in campo come nelle ultime 3-4 gare, disordinata soprattutto, con giocatori fuori ruolo e quindi tutta colpa del mister. Vedete, io stimo tanto questo allenatore, mi piace veramente tantissimo perché come uomo è un grande motivatore, ma secondo me i calciatori in campo, mi dispiace dirlo, Gattuso non sa proprio come farli giocare. È impensabile Zielinski in quel ruolo e allora veramente io sono arrabbiato, sinceramente non me la sentivo nemmeno di fare il commento a questa gara perché l'ho definita e la definisco una gara incommentabile. E pensate se Insigne non avrebbe messo al 91esimo a segno quella perla. E allora, più che arrabbiarci, che cosa possiamo fare? Sfiduciarci? Ma non possiamo farlo, perché il Napoli si discute, si può anche criticare, ma si sostiene e si ama al di là del risultato. Questo è il mio pensiero. Sono certo che anche voi, cari tifosi del Napoli, siete arrabbiatissimi come me, perché questa gara, come in altre occasioni, era la gara della svolta e bisognava vincerla. Pazienza, sarà per la prossima, ma speriamo. Intanto il campionato si ferma appena qualche giorno per le festività natalizie e quindi auguri a tutti gli sportivi, a tutti gli innamorati del calcio, ma permettetemi un augurio molto speciale, particolare di Buon Natale a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo che mi seguono nel mio canale. Mi dispiace Partenopei, avremmo potuto festeggiare il Natale con un Napoli al terzo posto, un terzo posto che ci proiettava con certezza quasi verso la Champions League, perché quello è l'obiettivo che dovrebbe e deve centrare il Napoli. Togliamoci dalla mente i sogni scudetto, anche se poi sognare è lecito e non fa male. Quindi amaro pareggio in extremis del Napoli contro il Torino
peccato, poteva andare meglio, ma comunque, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.